Oggi siamo in partenza per Vicenza. Ha degli affreschi lì che sono, quindi non bisogna toccarli perché il mondo è bello perché è variato. Ricordo nel 74 Due tesi. cioè la dea Atena era la dea Atena della Grecia. Amici, adesso andiamo a visitare la Galleria d'Italia di Vicenza. Ci sarà il Pigafetta, la prima navigazione attorno al mondo, che loro credevano che la Terra fosse piatta. Ciao amici follower, Ma soprattutto amici e follower che ci seguite, oggi siamo in partenza per Vicenza. Esatto. Vicenza, andiamo a vedere un po' questa cittadina. Mai stati a Vicenza? Città murata. Città murata, andiamo a vedere un po' di cose che vi elencheremo dopo quando arriveremo a Vicenza. Vediamo cosa Ma c'è. non perché non sappiamo cosa c'è, ma perché noi siamo puntuali come orologi svizzeri. Abbiamo letto tutto. Abbiamo letto, abbiamo Ma non ci studiato. capiamo niente. Esatto, dobbiamo rileggere e ridirvelo. Quindi abbiamo un po' di tempo per fare questa cosa qua. Ci preoccupiamo. Adesso Dopo linkeremo tutto, Adesso andiamo a fare colazione, come al solito in autogrill qua. Siamo a Limenella e quindi andremo a fare colazione come al solito, il nostro stop. Mi raccomando a tutti amici, intanto attivate la campanellina che c'è sotto. E se vi piace mettete mi piace. Tutto qua. Ciao, Ok, a dopo. a dopo, ciao. Ciao amici, siamo ancora qui dentro l'autogrill prigionieri tra salami Saluti, e una piscia. ovviamente noi siamo entrati alle 8, sono le 10:30 e dobbiamo ancora trovare aiuto in questo autogrill. E adesso ci accingiamo a partire e andare a Vicenza. Quindi ciao. Amici follower, ciao! Adesso la messa è finita e possiamo andare in pace. Amen. Ciao ragazzi, siamo qui nella chiesa a Vicenza, San Felice Fortunato. Meno se patroni in chiesa. Fatalità. Una bellissima chiesa, diciamo lo stile è un po' Uno stile romanico. romanico e sembra che stalla, ma molto bella, veramente. Ha degli affreschi lì che sono Una volta. freschi, quindi non bisogna toccarli perché Tipo sporti. ti sporchi le mani. È stata restaurata da poco dal famoso ingegnere Pierpaolo Domenghini e Ha funzionato anche la pavimentazione Sì. in mosaico, fiorata. sotto gli sky. Venite che vi faccio vedere la pavimentazione. Questa è la pavimentazione che si vede che hanno fatto dei lavori di restauro e quindi è raffiorata, no? Siamo arrivati che c'era la messa, c'è anche un signore di 106 anni, ragazzi, incredibile. Andiamo a conoscerla, venite. Carissimi followers, siamo amici. contenti perché il mondo è bello perché è variato, perché c'è uno appena passato adesso, muscoloso per carità, bel fisico, canottiera, è freddino oggi, canottiera e birretta di lana in testa. Allora, siamo al centro di Vicenza, abbiamo il Gran Viale qua, I giardinetti di esatto, e la torre alle nostre spalle. Tiro al volo e Dopo poi diremo anche dove andare a mangiare. sì, raccoglieremo, vi daremo Daremo la delle nostra info. recensione Come nei al 4 solito, ristoranti. esatto. Bello, bel posto intanto. Vicenza carina. A dopo.
Allora, siamo appena venuti qua al centro dove c'è il Duomo, ma non si può entrare. Da 2 anni che non fanno la messa. Per ora il Duomo è invisitabile. Se voi guardate bene alle mie spalle, c'è una basilica, che è la femmina del basilico, della pianta È la Basilica Palladiana. palladiana. Bellissima basilica. Ricordo nel 74 ho aperto degli studi per quanto riguarda la basilica palladiana. Ho fatto anche degli incontri, insomma, vedete sul nostro sito, ho fatto delle recensioni di questa basilica. Sì, sì, bella perché presenta tutto il Palladio con le statue palladiane, le volte palladiane, calini palladiani anche. Tutto palladiano. Sì, tutto. Queste sono le 2 torri. 2 colonne con Vedete in alto il leone. la colonna spaccata lì? Quello è stato un colpo di cannone degli alpini per difendere Vicenza dall'invasione barbarica. So tutto. Hai fatto una tesi? 2 tesi. tesi. Infatti vedi, sono un po' teso. E ha preso quanto? Beh, 110 solito. lode. Ah, ecco. Con Mancava. carezza e Il bacio. abbraccio accademico. E anche il bacio sulla fronte. Il bacio sulla ganassa quella volta era, sulla ganassa. Seguiteci che sarete sempre informati sui posti dove noi andremo, perché noi sappiamo. E abbiamo fatto una chicca, ragazzi. Qua siamo in un'antica libreria dove ci sono dei libri Libri molto antichi. molto antichi, molto vecchi, ma soprattutto il luogo. Volevo farvi notare il luogo di questa libreria che è bellissima veramente. Potremmo anche accingerci ad andare dentro e dare una sbirciata negli scaffali. Come si chiama questa libreria? Atena Libreria, cioè la dea Atena era la dea Atena della Grecia, dove i cavalieri dello zodiaco combattevano storia, cioè. È storia. Ah, capito. C'è anche la famosa canzone E qua parti, quella canzone. Sono i cavalieri dello zodiaco, nomi importanti, sono grandi portiamo. Chiudiamo questa parentesi folcloristica per tornare a noi alla storia. Questa libreria è molto antica, vedete. Si narra che fu addirittura aperta molto tempo fa, vedete, si narra, poi sono tutte narrazioni, che qui ci siano le lapidi contenenti la storia di Vicenza e del suo territorio, raccolte da Giovanni di Schio, che mi sembra, vado a memoria però, sia nato nel 1798 e sia morto nel 1868. Non girare la telecamera, che c'è la data scritta di fronte, dopo credono che io abbia letto e non abbia saputo. Teatro Olimpico, ragazzi. Eccoci qua. Allora, abbiamo mangiato al bar degli artisti, localino
dove facevano anche primi, facevano anche panini, insomma, e abbiamo mangiato, devo dire, inaspettatamente bene. Sì. Perché? Perché abbiamo mangiato voi dei bigoli all'anatra, giusto? Esatto, all'anatra. Esatto. L'anatra, ragazzi, buonissima. Buona, buona. Senza il becco, senza le piume, no? Sì, proprio c'è la proprio carne, solo la carne, carne. che è già Buona. una cosa buona, diciamo. Noi invece, io e la Marina, abbiamo mangiato del baccalà. Ho mangiato del baccalà alla Vicentina, buono, veramente. I ragazzi simpatici, perché ragazzi giovani, attività giovane. Un lato negativo secondo me. Sì. Il coperto. Allora, La media. come location do un 6, come menù un bel 7, 7 anche 8 dai. Come prezzo un 7. Come prezzo un 7, sì, anche il caffè è buono. Consigliamo di venire qua se non trovate proprio posto. In giro, Gli alpini ci hanno inculato il posto. Amici, adesso andiamo a visitare la Galleria d'Italia di Vicenza, che è l'unico museo straordinario, meraviglioso, perché è gratis, non paghiamo nulla, e quindi andiamo a vedere questo bellissimo museo. Ci sarà il Pigafetta, la prima navigazione attorno al mondo, e adesso vediamo, diciamo, cosa c'è dentro, perché siamo ancora un po' ansiosi di capirlo. Vi faremo una narrazione dopo. Ciao. Amici follower, come potete vedere siamo entrati nel museo di Vicenza. Questa è una raffigurazione un po' macabra della famosa mea culpa. Come potete vedere, la signora Giuffrida Boscolo. Queste sono le icone russe. Andiamo avanti. Queste sono le icone russe? Sì. Quindi quella era una signora russa? Esatto. Non si capisce mai se questo caminetto, per esempio, era acceso, funzionava all'epoca. Si narra che veniva acceso dal fuoco fatuo, però questa è solo una narrazione. Più piccoli Rispetto alle due figure, sì. qui che devono essere più piccoli. Infatti anche se tu vedi la prospettiva che c'è dalla parte questa qui, Sì. vedi che è inclinata verso sinistra, è sbagliato perché non c'è il punto di fuga, è più o meno a fine del Ma palazzo. tutto Sì, verso vero. sì, ma è sbagliata. Finito il nostro giro della nostra mostra, Devo dire carino, ci raccontava un po' la storia di Pigafetta, sì, della scoperta dell'America, dei viaggi che facevano. quando navigavano tutta la terra. E pensate che è una cosa strana, che loro credevano che la Terra fosse Piatta. piatta. Cosa che se ci pensi, dici, ma piatta, come può essere una cosa piatta? Saremmo tutti schiacciati sul pavimento se fossimo piatti. Comunque bello come museo. Dopo c'era anche il museo etrusco. Sì, abbiamo visto alcuni vasellami. Pensate ragazzi come si possa cucinare tutto e anche cucinare la terra, perché cucinando la terra venivano fuori i vasellami. Cioè uno ha detto un giorno, guardando, si è fermato, ha guardato per terra e ha detto, e se io il sabbione lo cucino? Oh, col sabbione ha fatto il vetro. Bravo. Neanche Volevo vedere, sei attento. neanche detto Bravo. che ha fatto una laurea su Murano. E invece con la terra hanno fatto i vasi. Poi li hanno dipinti, li davano ai bambini delle elementari che li dipingevano. Una bella cosa, sì. Ora andiamo a vedere l'altra chiesa. Andiamo a vedere un'altra chiesa. A dopo.
Eccoci amici. Eccoci, amici, soprattutto amici, perché bisogna ricordarsi che noi abbiamo tanti amici che ci seguono. Amici follower, anche per oggi Abbiamo dato, come si dice, siamo stati benissimo a Vicenza, bella cittadina, ci ritorneremo, sì, perché ci mancano da vedere alcune cose. molto carina, mi è piaciuta. Ci ritorneremo verso Natale, quindi periodo natalizio. Che deve essere ancora più bella perché sarà con le tutta quanta luci. addobbata a Natale. Cosa dire? Dire che è stato un bel viaggio, grazie che ci avete seguito. Mi raccomando, Sempre cliccate mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale. e attivate la campanella. Attivate la campanella, a noi ci fa estremamente piacere. Noi vi salutiamo e da Vicenza è tutto. Ciao!